iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sulle novità. Poi volevo fare un sondaggio, ma preferisco chiedervelo così a voce, voi risponderete nei commenti cortesemente. Volevo sapere, io ho aperto 6 canali YouTube, però vedo che sono più seguita in questo su Veronica Pisano. Io ne ho aperto 6 non per gioco, ma per organizzare meglio gli argomenti, perché ho vari argomenti da trattare, per non fare un minestrone. Però è vero anche che esistono le playlist nel canale, quindi posso tranquillamente caricare tutto su questo canale e mettere le varie cose nelle playlist. Ecco, volevo sapere da voi cosa preferivate che io facessi. Ecco, va bene, passiamo al prossimo brano. Quindi scrivete nei commenti cosa preferite che abbia 6 canali YouTube e li seguite tutti 6, o ne preferite uno e carico di tutto, però carico i mantra che non c'entrano niente con la storia, carico le canzoni tradizionali sarde che non c'entrano niente magari con scusa Maurizio, che non c'entrano niente con non lo so, con gli oracoli. Faccio un minestrone solo su Veronica Pisano, oppure divido tutto in vari canali? Ecco, la domanda è questa, rispondete nei commenti, grazie. E ora passiamo ad un altro brano della nostra tradizione sarda, la galluresa, la tempiesina. E poi passeremo ad un brano molto bello scritto da Maurizio Gastaldi. Ma ora passiamo alla tempiesina. Qui possiamo spegnere la stufa. Vuoi fare la... Candola tempiesina e come canta Maddalena, brutto quinto di balena fura du minna lugori, fura du minna lugori. Ogni tempo viene passa e come mangia li viori, così stesso è l'amore chi lo veda e chi lo lascia, chi lo veda e chi lo lascia. Amori solo Deo e nient'altro mi bisogna. Amami come da me un'onna e nessun vergogna. Non